Oggi abbiamo presentato il nuovo gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, un'altra conferma della crescita di un progetto politico che accumula credibilità, consenso in tutto il Paese, anche in Veneto, grazie al lavoro di due eccellenti consiglieri regionali uscenti nel gruppo di Europa Verde. Da domani, da oggi, nel gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo l'ambizione di ottenere un grande risultato alle prossime elezioni regionali e di contribuire a un governo diverso, alternativo per questa regione. Oggi una notizia importante, nasce il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nel Consiglio regionale, si avvia quindi e si rafforza il consolidamento di Alleanza Verdi e Sinistra che già ha ottenuto un risultato importante alle elezioni europee. Vogliamo arrivare a 2 cifre, ma per fare cosa? Coniugare giustizia sociale con la giustizia ambientale, parlare della povertà, parlare degli stipendi che sono bassi, ma nello stesso tempo affrontare il grande tema dell'inquinamento in questa regione dove Zaia non ha affrontato questa questione. Penso alle mamme che hanno fatto la battaglia sui FAS e penso ad esempio che questa è una regione con il più alto consumo di suolo. Oggi è una giornata importante e significativa, nasce il gruppo AVS in Consiglio regionale, Alleanza Verdi e Sinistra. Non è una semplice alleanza, ma è un progetto politico forte, coraggioso, ambizioso e soprattutto vincente. Noi continueremo a insistere sui temi importanti della giustizia climatica, della giustizia ambientale, della giustizia sociale, sempre attenti al lavoro, ai diritti dei lavoratori, ai giovani, al tema dell'energia, al tema dei trasporti, al tema dell'inquinamento. Tutte le cose che la precedente amministrazione, l'uscente amministrazione purtroppo ci lascerà in eredità. E queste cose noi, che sono il nostro focus, il nostro tema, la nostra priorità, ci impegneremo sempre di più perché la transizione ecologica sia socialmente attraente, sia socialmente appetibile. Questa è la nostra sfida. C'è un centro-sinistra che si allarga, un campo molto largo che vuole cambiare le sorti della nostra regione in un'ottica ambientale e sociale e per questo appoggeremo Giovanni Manildo e nei prossimi mesi lavoreremo in aula, nelle commissioni, ma soprattutto in una campagna elettorale che vuole arrivare alla base, ai circoli, alle persone per rispondere ai loro bisogni e per vedere e avere una visione lungimirante per il nostro mondo che sta andando in una direzione che bisogna sicuramente e urgentemente cambiare rotta. Sabato mattina partiamo con la campagna elettorale a Treviso con il nostro candidato presidente Giovanni Manildo, perché vogliamo affrontare bene questa campagna, portare i nostri temi ai cittadini. Dopo 30 anni di centrodestra, Galan e Zaia dopo, abbiamo bisogno di dare una svolta, di pensare di più ai problemi dei cittadini e di tutte le emergenze del nostro martoriato Veneto. Parliamo di consumo del suolo, serve una nuova politica per tutelare il suolo, per una edificazione che sia compatibile con l'ambiente, bisogna smetterla di consumare terreno, territori, dobbiamo depurare il Veneto perché abbiamo l'aria tra le più inquinate d'Italia, dobbiamo andare verso un'agricoltura biologica sostenibile, abbiamo il record di utilizzo di pesticidi in Veneto e poi dobbiamo pensare anche a una mobilità sostenibile, basta strade, basta grandi opere, abbiamo bisogno di trasporti pubblici, di abbattere i costi degli abbonamenti degli autobus, abbiamo bisogno anche di una revisione della gestione della Superstrada Pedemontana Veneta perché così sta creando troppi buchi che tagliano in servizi, tagliano la sanità, tagliano in sicurezza stradale. Quindi il lavoro è importantissimo, possiamo aspirare a vincere queste elezioni per i veneti, per tutti i cittadini e soprattutto per risolvere tutti quei problemi che in questi anni non sono stati risolti, anzi sono peggiorati con il tempo. Vedi le liste di attesa, vedi i medici di medicina generale che mancano, vedi le liste di attesa in sanità, ma anche appunto il degrado del nostro ambiente. Abbiamo bisogno di lavorare e questa coalizione che si presenterà alle elezioni ha le carte in regola per poter affrontare con coerenza, capacità e convinzione tutti questi temi che dobbiamo in qualche modo risolvere per il bene dei cittadini e per una migliore qualità della vita.